i più giovani ad Agrigento trascorrono l'estate e le vacanze. Le interviste del videogiornale tra abitudini e luoghi comuni. Irene Milisenda. L'estate non è una stagione come le altre, ma si tratta di mesi delle vacanze e della spensieratezza, al contrario degli altri e soprattutto per i più giovani, per i quali il tempo libero a disposizione è tanto. Ecco perché i ragazzi attendono con ansia l'arrivo dell'estate, delle belle giornate e delle vacanze, intese oggi non più solo come tempo di viaggi e divertimenti sfrenati, ma anche come periodo per scangiarsi mentalmente dagli assilli e dalle preoccupazioni di tutti i giorni, anche semplicemente rimanendo in città a rilassarsi. Sono comunque sempre tanti i giovani che decidono di farsi una vacanza fuori l'Italia alla scoperta di capitali europei e altrettanti sono quelli che per la loro estate scelgono i posti associandolo alla movida, al divertimento. Ma c'è anche chi decide di trascorrere le vacanze restando tra le mura di residenza. Oggi siamo andati 3 giovani per sapere come passano le loro giornate estive. La maggior parte di loro la mattina va al mare, si incontra con gli amici, qualcuno pratica sport all'aperto come una corsa in bici o un tiro al pallone e poi si ritrova a casa per prepararsi per la serata. Non solo discoteche a cielo aperto, ma grande varietà di spettacoli tra cabaret e musica dal vivo nei locali marittimi. A volte, se non si trova un locale carino dove passare la serata, il divertimento è salvo, se si può contare su un bel gruppetto di amici con cui scherzare e prendersi in giro fino a tarda notte. L'importante è divertirsi nel modo sano e giusto. La movida è bello andare soprattutto al centro storico, girare per le viuzze, questo sì. Anche stasera so che ci hanno organizzato una bella serata. Dipende perché facciamo tutto il giorno in spiaggia, ci muoviamo, poi la sera mangiamo, si fa tardi, andiamo a letto, siamo un po' stanchi. Ma di mattina andiamo a mare, a pranzo poi al bar, così panini diciamo, poi di nuovo a mare e di sera usciamo, pizzerie, per i ristoranti, a fare un giro. Al mare sicuramente tutto il giorno e poi la sera nei locali, nei chioschi soprattutto. Qui a San Leone sì, sempre.